Dalla meccanica al mobile, il mondo dell'economia vicentino parla di ripresa. I dati elaborati dal secondo trimestre vedono tutti gli indicatori mostrare un segno positivo, non tanto e non solo rispetto ad un 2020 sostanzialmente fermo. Il paese era in lockdown, ma rispetto alla pre-pandemia, ovvero al 2019. Più 34% è il dato significativo che parla di un Veneto e un Vicentino vocati all'export e che oggi vede la performance migliori. Ancora in difficoltà il sistema moda che ha risentito e risente ancora del calo dei consumi, causa anche una vita sociale fino ad oggi al palo. La svolta potrebbe essere dettata proprio dall'obbligo del Green Pass. Credo che questo sacrificio lo si debba fare, quindi mi rivolgo a quegli imprenditori che in questi giorni stanno protestando, ma noi non siamo dei vigili o dei carabinieri. Io dico a questi imprenditori: è meglio guardare il Green Pass con il telefonino e avere la certezza che questo è a posto, che chiudere le serrande e stare in lockdown. E i sindacati che temono che il certificato vaccinale possa diventare strumento discriminante per licenziare, la replica è netta. L'impresa non è nata per licenziare, l'impresa è nata per assumere, e una piccola impresa, una media impresa come la tipologia delle nostre, coltivare un proprio collaboratore costa denaro e non è detto perché ci sia un momento di crisi che tu lo mandi via. A dimostrazione di ciò, i dati parlano di saldo positivo delle posizioni dei dipendenti con il numero delle assunzioni che torna a livelli pre-Covid. Cresce anche l'ottimismo tra gli imprenditori che vedono nel breve periodo un incremento produttivo.